troviamo nell'area di servizio Ledra Est e siamo con il vicequestore Rita Palladino. Stragi del sabato sera, purtroppo è un periodo tragico anche per la nostra regione, tante giovani vite spezzate prematuramente, e questa sera si sta facendo un'azione coordinata tra le forze dell'ordine proprio per cercare di fronteggiare quello che è diventato veramente un fenomeno tristemente diffuso. Sì, la nostra azione è proprio quella di fare dei controlli massicci, un servizio coordinato qui all'area di servizio appunto Ledra Est con polizia. Il servizio naturalmente è stato organizzato dal Ministero, dal servizio polizia stradale, e abbiamo a disposizione il laboratorio mobile che ci ha messo a disposizione Autostrada per l'Italia, quindi questura stradale, guardia di finanza con i cinofili, per creare sicurezza stradale, per far capire alle persone che non ci si mette alla guida in stato di alterazione né da alcol né da droga. Ecco, vicequestore, prima di lasciarla al suo lavoro, questa sera i controlli vengono effettuati in 3 fasi. Sì, partiamo da un controllo con un lettore che si chiama Street Control, che controlla le targhe di tutti i veicoli in transito. Abbiamo dirottato il traffico autostradale all'interno dell'area di servizio, quindi il primo step è con lo Street Control che ci controlla revisioni e assicurazioni. Poi i miei uomini che vedete con i precursori controllano le condizioni, il tasso alcolemico, e si passa poi a un controllo più attento, più minuzioso. Si controlla il veicolo, si controlla l'uso di droghe, i positivi naturalmente passano al laboratorio. Ecco, un'ultima cosa, lo ricordiamo una volta di più, non dobbiamo metterci al volante se non siamo in condizioni psicofisiche idonee. No, è estremamente pericoloso e gli incidenti degli ultimi fine settimana purtroppo lo dimostrano.